svolgendo Giulia Mugheddu. I valori nutrizionali del riso sono diversi, in particolar modo ha una differenza per quanto riguarda le chilocalorie da cotto a crudo, in particolar modo vi è un drastica abbassamento di chilocalorie da cotto, quindi è un alimento che si può sfruttare serenamente nelle diete ipocaloriche, in quanto il riso crudo contiene 300 e rotte chilocalorie, mentre invece quello cotto siamo sui 110 chilocalorie, quindi una notevole differenza. Non solo, ha la presenza di proteine che contengono degli amminoacidi essenziali, in particolar modo la lisina, che favoriscono il nostro rinforzamento della difesa immunitaria perché sintetizzano anticorpi, e non solo, abbiamo in particolar modo il riso Venere e il riso Hermes, che possono essere utilizzati, il primo per quanto riguarda il nostro sistema cardiovascolare perché lo rinforzano, il secondo invece tramite la molecolina K per avere un abbassamento drastico del colesterolo, quindi per chi soffre di ipercolesterolemia è un alimento indicatissimo.